It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done. Oggi, 7 maggio, è il giorno di elezioni in Scozia. Chissà se anche qua, come in Inghilterra e come sta accadendo in Italia, i politici sono tutti musulmani, oppure se sono ancora scozzesi. Questo non lo so, però mi solletica la curiosità. Pensa che ogni tanto qualche scozzese mi fa: è peccato per il tempo. Ah no, che rispondo: mi sono venuto qua per questo io. Oltre ovviamente a rivivere i miei ricordi dei posti dove abitavo, però dopo aver vissuto quell'esperienza ho detto no, voglio farmi l'estate, sottolineo, ecco adesso vengo fuori al sole giusto per contraddirmi. Ormai ti cancani tutti quanti, anche quelli che gestiscono il sole. Ad ogni modo, tra i miei desideri c'era quello di fare l'estate in un posto freddo. Dicevo sempre: ma andrò in Norvegia, in Finlandia, in quei posti là, che sicuramente ci andrò anche là. Però ho detto cazzo, sì, ho aspettato tutti questi anni per il CP Poiretta, perché questo ancora non riesco a capirlo. Io so di per certo che l'American Pitbull Terrier e tutti i cani che gli assomigliano, proprio letteralmente i cani che gli assomigliano, sono illegali nel Regno Unito e vengono soppressi, e adesso arrivo e ne ho visti tranquilli passeggiare per strade, ma non coi panca bestia o coi magrebini come da noi altri in Maranza, no, con gente normale, gente sana di cervello. Quindi probabilmente sarà cambiata la legge. Mi l'ho sempre portata con me in quei posti dove non si rischiava, anche perché dopo in tanti posti, almeno all'epoca, non ti sopprimono il cane, tipo in Francia, però diciamo che hai delle complicazioni. Poi in certi stati 1.000 euro di multa, in certi stati te li possono tenere magari un periodo, una settimana eccetera, quindi tu con il tuo cane in mano a non sai chi, che non sai come lo trattano eccetera, non ci stai bene, insomma, ecco, hai capito. Quindi ho detto, ma sinceramente io evito anche volentieri queste minchiate. Sì, il CP era, o forse è, illegale in Francia, però in Francia, ripeto, lì è solo la multa, e se non paghi la multa non esci, o pagavi la multa, adesso non so, ripeto, le leggi cambiano, e in Croazia, e dopo altri stati che adesso non ricordo. Sto esplorando il giardino fuori casa, solo che vedi il terreno è tutto così, bisogna stare attento perché ci sono certi tratti che sono dei piccoli, no, fiumi, come si può dire, dei corsi d'acqua, dei piccoli corsi d'acqua coperti magari un po' dall'erba, e sotto è tutto paltano, te sprofondi, insomma, sì, no che te mori, ma te sporchi. Vedi da dove cazzo ero passato io, da qua, guarda per terra. Vedi se è il male di buono. Guarda qua, vedi altri corsetti d'acqua. Io sto camminando nei percorsi creati dai cervi, però ora qua bisogna, questo è profondino, bisogna saltarlo, e non è semplice, non è semplice. E quello mi chiedevo, chissà il percorso che mi sono creato, no? Insomma, è un giardino grande di qualche decina di chilometri. Sì, non è un'isola enorme, però non è neanche un'isola piccolina, l'isola di Mull, che non si pronuncia così.
E sto andando in direzione del mare per vedere se trovo le lontre, perché adesso ho fissa dei lontre. Nel frattempo aspetta che vi conto due robette che ovviamente le leggo dal telefono. Allora, l'isola di Mull ha una storia millenaria che risale all'età del bronzo, ma è celebre soprattutto per il Duard Castle, che è quel castello che abbiamo visto nei video musicali che ho fatto con la Sony quando ero nel traghetto. Forse ci andremo al ritorno, perché è dall'altra parte del traghetto, dista poco, 10 km neanche, però è dall'altra parte. La capitale Tobermory fu fondata nel 1788 praticamente da una società di pesca, ok, dove costruirono una società inglese di pesca, dove costruirono lì il porto, diventando famosa per le sue iconiche case multicolore. Sì, che è una cosa che vedi sempre su tutti i TikTok. Non credo che ci andremo sinceramente. Col massimo rispetto, spero che la gente mi segua, la gente capisca, ma guardate caurle, guardate, non so, Burano, e dai, il fatto è che qua non c'è niente, quelle sono tipo 7-8 casette in croce colorate, infatti uno dice capitale, dice madonna, ma non te devi essere su un posto wild, io 7 case in fila, porca troia, va vedete su Google Maps, per carità, certo carine, ma fanno sto clamore in quanto è l'unica cosa praticamente di civilizzata che c'è, e quindi crea contrasto, hai capito? Tanto che camminiamo verso le lontre, sono le otter in scozzese, in inglese. Voglio dare due consigli. Premesso che questo canale è una sorta di telefilm, quindi a puntate tutte concatenate, ok? Non c'è mai un inizio e una fine, è tutta una continuazione. Cosa significa? Che è normale che qualcuno si perda qualche passaggio o certe informazioni. Premesso questo, mi permetto di dire la mia sulle cose da fare, da portarsi dietro per le passeggiate. Che mi crediate oppure no, in Scozia si può vivere la primavera, l'autunno e l'inverno nella stessa identica giornata. In più sole che spacca, pioggia, vento, cioè sembra di girare il mondo pur restando nello stesso chilometro quadrato. Pertanto giubbotto antivento e impermeabile, o giacchetta antivento e impermeabile, l'importante è che hai qualcosa col cappuccio impermeabile, ok? Scarpe da trekking, non che siano sempre necessarie, ma con le scarpe da trekking spesso puoi permetterti di andare fuori percorso, andare nelle rive dei ruscelli, eccetera eccetera. Power bank può essere che perdi il senso del tempo, e quindi tu credevi di fare quel giro di tot chilometri in 3 ore, in realtà ce ne metti 5, ok? È essenziale avere un power bank per salvarti il culo. Cosa succede? Siamo in zone estremamente remote, cioè non tanto adesso che sono vicino alla strada, ma quando ci addentriamo siamo in zone estremamente remote ed isolate. Cosa significa? Può essere che non passa nessuno anche per settimane. Il telefonino è uno strumento indispensabile. Tu mi dirai sì, ma no ciapo, certo, ma è indispensabile per metterti un'app di mappe offline. Cosa significa? Con le mappe che funzionano e il navigatore che funziona anche senza internet. Sì, lo so, era molto più bello di là, ma ho la fissa delle lontre, devo andare a cercare le lontre. Pertanto il power bank per avere il telefonino sempre disponibile con le mappe offline. Questa è una cosa veramente, ragazzi, essenziale. Dopodiché, so che sembra una sciocchezza, ma uno zaino vuoto che ti tenga il giubbotto e tutte le altre cose, perché poi camminando col cambio del tempo può essere che veramente te mori dal caldo. Scarpe possibilmente impermeabili, in quanto c'è tanto spazzero, pozzanghere, create non tanto dal tipo di clima, sai che ogni tanto alle pioggerelline, anche se magari durano 10 minuti, mezz'ora, ma più che altro da questi infiniti corsi d'acqua che ci sono, non in tutte le zone della Scozia, che discorsi, però insomma. Aggiungerei infine dei guantini per chi va a fotografare, questo perché c'è questa aria, soprattutto al mattino di solito, che proprio fa male alle mani, è fredda, fa male, e soprattutto se dopo tieni in mano dispositivi metallici, tipo certe macchine fotografiche che magari hanno il rig, sai che è metallico, quindi con sta aria diventa proprio fastidioso da tenere. Se non sei nel wild assoluto, tipo questo, che può sembrare non wild perché hanno fatto il sentierino, ma ti assicuro che non c'è un'attività
attività, non c'è un negozio, non c'è una casa nel raggio di non so quanti chilometri, ti consiglierei di portarti 2-3 contanti. Questo perché in Scozia si paga molto di più con la carta di credito e con i telefonini rispetto che all'Italia. Anzi, ti dirò, io vedo ogni volta che vado a pagare nei negozietti piuttosto che nei pub o supermercati eccetera, c'è proprio loro per scontato tu paghi con la carta, col telefonino, hai capito? Dopo guardano che fai il gesto e allora ti allungano il coso, ma ce l'avevano già in mano il POS. E ci sono certe situazioni, tipo quando vai in certe fattorie, sai che ti vendono le cose, oppure vuoi prendere qualcosa dalle Honesty Box, che sono delle cassette dove ci sono torte, generi alimentari eccetera fatti in casa, tipo l'osteria senza oste italiana, e tu, cioè l'ex osteria senza oste, perché adesso non esiste più, adesso l'oste c'è, come, anzi gliene pide uno e lì metti i soldini che ci sono scritti, insomma, ecco, e quindi contanti. Queste Honesty Box le ho viste sia con i giornali, che vabbè era un classico, ma anche con i generi alimentari in Austria. Oddio, guarda, un rifugio, anche la stufa a legna, no? Che credo, di certo non manca la legna qua. Come vi dicevo, guardate sempre nelle panchine. Mamma mia, non casca sto albero. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and I kicked up the moss. Well, a few of the verses, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, oh, those are the sweetest eyes I've ever seen. Sbucato qui passando attraverso una fattoria, non so se potevo, non c'era nessun cartello. Allora, cosa vedo? Gabbiani, le inflazionatissime oche dalla testa nera, che sono quelle specie di cigni colorati. Proseguiamo di qua, proviamo ad andare in cerca di queste lontre. È pieno di queste cacchette qua, guarda. È che io, non essendo un caccologo, non so a chi appartengono, non lo so, in ogni caso cerco di fare meno rumore possibile, perché ricordo stiamo andando in cerca delle lontre. Mi vedo tanti cuccai. Oh, guarda, sto camminando in una spiaggia di erba, è fatta di erba. Voglio ricordarmi per il futuro che ho assistito un cliente da questo posto qua, qui adesso. Però guarda che ce ne sono a centinaia, ma non sono cacche di gabbia, cioè sono proprio cacche di, non so, volpe, ma guarda, che cazzo è? Guarda, ovviamente passo mio, non si vede nessuno. Guarda che roba, a migliaia. C'è un cagatoio praticamente. Ciò, insisto, e le trovo sempre vicine ai cadaveri dei granchi. Oh, guarda che ce ne sono a migliaia. Quindi se sono le lontre sarebbe grave che io non le trovo, perché veramente devi stare attento a dove cammini. Secondo me loro dovrebbero stare tipo lì dove ci sono
le rocce, hai capito? Seppur le cacche siano un po' dappertutto, però credo che preferiscano quei posti lì per farsi le tane. Vedi ad avere aspettative nella vita. Io mi aspettavo di trovare le luntre e non le trovo, l'aspettativa viene tradita e ci rimani male, no? È così la vita. Io ero venuto fin qua perché ho detto ma guarda, scogliere così qua potrebbe essere che le trovo, solo che ora non posso più proseguire. Allora, leggendo sull'internet, queste luntre le trovi maggiormente all'alba e al tramonto. E sì, so io parlare piano perché ho letto che non bisogna far casino, bisogna star zitti e far silenzio. Che è il momento in cui vanno a cacciare, insomma, ecco. E soprattutto quando scende la marea, perché dicono che alcuni pesci restano incastrati in certe zone e quindi loro sono maggiormente attive, sanno che quando c'è la marea bassa ci sono queste cose. Vabbè, oggi niente luntre. Ah, guarda, non sapevo, ci sono anche le vipere qua. Il Pino Martino, speriamo di trovarlo. Io ora vado in ufficio, un po' deluso dalle mie aspettative di trovare le lontre, ma adesso mi sono puntato attento se ne trovo. E un po' stupito dal fatto che vipera si dica adder. Io pensavo viper, tipo a macchina di Dodge. C'è sempre stata un'avventura proprio dietro l'angolo e il mondo è pieno di angoli. Per Alan, dal clan della famiglia Jackson. Ho sempre fame, sono sempre stanco. Guarda che le girate a Dear che abbiamo fatto in video sono state più di 40 km in una giornata, cioè voglio dire, grazie che dopo non stavo in piedi, non sono abituato. Non arrivo più a casa, perché a volte sono come i bambini, ciappo, vado, ma bisogna rendersi anche conto che i chilometri che fai dopo devi anche rifarli per il ritorno, accidenti. Sono preziosi sti video, perché io mi immagino quando sarò vecchio, che se sarò ancora vivo, aspetta che mi tocca, Dio caro, che mi guarderò i miei video e quando ero giovane mi vedrò parlare, descrivere, vivere le cose. Bello. Mezzogiorno, perfetto, pranzo e poi ufficio. Che sbalzi di temperatura assurdi dalla notte al giorno, fioi. Sai che nella Scozia del Nord si va sotto zero di notte, anche d'estate. Di notte, più verso il mattino, tipo alle 5 del mattino, così. Curiamoci le stradine. Oggi c'è un po' di traffico, Passa in media una macchina ogni 5 minuti, che insomma non è poco, visto il contesto, non è poco. In questo momento sto guadagnando 23 ampere ora, tenendo conto del frigo che sta funzionando siamo quasi a 30 ampere ora. Pensavo tra me e me, perché bisogna pensare a ste robe intanto che voi in letto. Sono in un'isola deserta, cioè ci sono solo io qua, nel nord della Scozia, di notte, così in mezzo al niente. Col vento e la pioggia che è venuta su prima, è una figata. Io l'unica cosa alla quale sto con l'aureola alla quale sto un attimo sempre in paranoia è il fatto del riscaldamento del GPL. Ecco, sì, questo è un messaggio rivolto ai camperisti, un cinebasto qua ci stava da Dio, insomma, ecco, perché poi dove cazzo trovi il GPL, soprattutto più che altro quello da ricaricare nel mio caso. Io adesso il prossimo distributore ce l'ho fatta a caso nell'isola di Skye, mai avrei pensato, ho verificato, ma hanno il GPL proprio alla pompa. Però ora che vado all'isola di Skye ne ho, perché io ora sono nell'isola di Mull, poi devo andare all'isola di Iona, poi ho Glencoe, e quello ha vari, cioè Glencoe è spettacolare ragazzi come natura, e quindi là ho vari giri in mountain bike. E dopodiché, vabbè, sto imparando a dormire senza riscaldamento acceso,
per carità, ora qua in camper col discorso quanti ci sono, nelle pareti 17 gradi, in realtà ce ne sono, sì esatto, svento per sentire l'aria, ce ne sono 20, sì 20 tranquilli per il momento. E le minime di notte sono sempre sotto lo zero. Eh sì, a maggio, esatto, ma anche in estate, porca troia. E quindi niente, il mio trucchetto è scaldarmi col microonde i ciliegini, questa è la mia cosa, i ciliegini, che me la metto qua così poi ho il tutto. Aspetta che intanto saro a luce, come chi dice Vicenza. Il più è la mattina, diciamo dalle 5 del mattino fino alle 8:30, 9. Quello è l'unico momento in cui diciamo proprio senti freddo. Buon fioi, ora do la buonanotte a tutti e niente, io adesso per almeno 20 minuti devo stare a pensare, senti il vento, che sono in mezzo a niente, perché non so se hai idea di che razza di posti sono. Senti, è una figata. Cioè non ci sono case qua, sono solo io. È bellissimo. Non c'è un bar, un distributore, no. Sono solo io in mezzo a niente. Sì, non ho ancora finito il tetto della camera da letto perché aspetto di trovare chi stampa fotografie in formato più piccolo in modo tale da riempire tutti i buchetti. Insomma, è anche con calma perché è vero che vabbè, non è che devo avere tutte le foto della mia vita, ci mancherebbe, però è già quasi tutto pieno. Io ovviamente ne ho fatte e vissute di cose in più, quelle che sto vivendo ora, ma va bene così, insomma, ecco, in fondo questa carta da parati è puramente decorativa. Dopo io le mie foto me le guardo sul computer sinceramente, e ogni volta che guardo sta foto, vedi quello con la maglia bianca e Marietto, penso sempre quanto cazzo di bene faccio a fare tutto quello che voglio, a dire quello che voglio, a pensare quello che voglio, perché guarda Marietto Poreto, una persona fantastica, veramente, che sembra dopo strano perché parli sempre bene di quelli che non ci sono più, però Marietto, chi l'ha conosciuto, era veramente una persona, diciamo, di altri tempi, insomma, ecco. Guarda te questo, niente, ha avuto un'infezione all'orecchio, è andato in ospedale, hanno fatto, non so cosa hanno fatto, l'hanno dimesso e il giorno stesso, il giorno dopo, adesso non mi ricordo, che l'hanno dimesso e niente, è morto. E quindi vedi, cioè non è che aveva una brutta malattia o robe strane, no, aveva un'infezione all'orecchio. Quindi vedi come siamo fragili, come è fragile la vita in generale, hai capito? Quando io a volte sono un po' troppo paranoico per i burroni e quelle cose là, è perché è tutto così fugace, tutto un soffio, e quindi consapevoli della fragilità di questo soffio che è la vita, dobbiamo imparare a fare quello che va fatto. Mentre quello al centro c'è il Goldon Michele senza i capelli bianchi. Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa, cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, è come se fosse l'ultimo.